Bar Saint-Tropez che ho presentato oggi con piacere alla Viola Sardo-Veneziana è in qualche modo una storia di Cagliari, soprattutto la storia di un quartiere, quello di Ismirrione, che in qualche modo è borderline, discriminato, in qualche modo dimenticato, e dove alla fine degli anni 70 nasce una banda criminale che poi per più di 10 anni percorrerà con violenza le strade di Cagliari. Tra l'altro proprio in quegli anni nasce a Roma la banda della Magliana e in qualche modo la banda di Smirniosi gli fa concorrenza quanto a ferocia e quanto a violenza. La storia della Bar Saint-Tropez prende avvio non soltanto da un quartiere, quello di Smirniosi, ma anche da un bar che è il Bar Saint-Tropez, che nasce in via Cadello, una delle strade del quartiere, dove si incontrano tanti personaggi che poi andranno a costituire quella che è la banda di Smirniosi. Ecco, il libro è in qualche modo la storia romanzata di quella della banda ed è anche la possibilità di dare uno sguardo antropologico, sociale alla storia di un quartiere che in qualche modo è stato dimenticato e che vorrei che fosse ricordato.